Fuga di gas, esplosione e incendio durante la notte in una palazzina di Monselice, una donna di 69 anni salvata dai carabinieri arrampicatisi sul suo terrazzino. Estorsione e usura, blitz della Guardia di Finanza a Vicenza, arresti e perquisizioni, sequestrati 70.000 euro ai responsabili. Grandi navi mentre sale la tensione tra i comuni di Venezia e Chioggia sull'ipotesi governativa, i cittadini clodiensi si dividono sullo scenario futuro. Saliva sui treni come un normale pendolare, razziava di tutto, dai bagagli dei viaggiatori delle Frecce Rosse, 35enne campano arrestato dalla polizia. Il ministro Salvini mi aiuta a ritrovare Chantal, a 20:10 l'appello dell'imprenditore padovano Andrea Tonello che non vede la figlia da quasi 7 anni, portato in Ungheria dall'ex compagna. Questo non è il paese dei casalesi, lo ha detto la sicurezza dell'aeroporto di Francoforte, apostrofa così una manager veneta durante i controlli di rito, la denuncia della donna. Sammy Vasso nominato Cavaliere della Repubblica dal Capo dello Stato Sergio Mattarella, la soddisfazione sui social, premiata la nostra battaglia per la ricerca sulla progeria. A Roncade tra qualche mese andrà in pensione la storica sacrestana della chiesa parrocchiale, così Don Tiziano ha lanciato un singolare appello ai fedeli sul bollettino parrocchiale. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, bentrovati. La prima edizione dei nostri telegiornali, subito la cronaca e i momenti di paura vissuti la scorsa notte a Monselice. Una fuga di gas provoca un'esplosione e poi un incendio. L'intervento provvidenziale dei Vigili del Fuoco e poi anche dei Carabinieri riesce a portare in salvo una donna di 69 anni. Solo il tempestivo intervento dei carabinieri ha permesso di salvare la vita di una donna che era rimasta intrappolata nel suo appartamento devastato da un furioso incendio. Il salvataggio, portato a termine grazie a una notevole dose di coraggio e a una provvidenziale scala da cantiere, è andato in scena poco prima delle 4 di notte in via Coronin a Monselice, dove era divampato un rogo all'interno di una palazzina di 3 piani. Le fiamme si sono sprigionate per cause ancora in via di definizione nell'appartamento al primo piano, dove vive da sola una donna di 69 anni. Uno dei vicini che ha sentito uno scoppio ed è stato buttato giù dal letto ha subito allertato il 112 e sul posto è arrivata una pattuglia dei carabinieri di Monselice che stava effettuando un servizio di ronda in zona. I militari hanno visto la donna affacciata alla finestra di casa e hanno capito che la situazione sarebbe precipitata in tempi brevissimi, quindi hanno raccolto una scala a pioli dal cortile di una villetta vicina e si sono arrampicati fino al terrazzino dell'appartamento in fiamme. L'anziana è stata quindi liberata e portata in salvo a spalle dei carabinieri. La donna ha inalato i fumi dell'incendio ed è rimasta intossicata, ha anche ustioni sul corpo ed è stata portata al centro grandi ustionati di Verona. L'unico altro residente della palazzina è uscito di casa incolume. Le operazioni di spegnimento del rogo sono andate avanti tutta la mattina. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Este che hanno domato il rogo e rimesso in sicurezza l'area. L'edificio è stato dichiarato inagibile, sono in corso le verifiche di rito. A Miane invece nel Trevigiano scoppia la pentola a pressione sul fornello, un bimbo rimane gravemente ustionato. Ora di cena, una famiglia che si prepara a sedersi a tavola e improvviso il dramma. Un violento getto d'acqua bollente dalla pentola a pressione che scoppia e caso vuole che in quel momento passi davanti un bimbo di 7 anni. Poco dopo le 19 a Miane, grida di dolore e di panico per la famiglia di Combai, mamma, papà e 4 fratellini. La disperazione, la chiamata al SUEM 118. I medici capiscono subito la gravità della situazione, tanto da spedire l'elisoccorso in paese per trasferire il piccolo al Cafoncello e di qui al reparto di chirurgia plastica di Padova. Ustioni di secondo e terzo grado al torace, condizioni serie, ma mentre passano le ore i medici si dicono ottimisti su un recupero del bimbo. Nel frattempo tutto il paese si è stretto attorno ai genitori, piombati in un incubo assurdo in pochi istanti. A Vicenza ora con una blitz della Guardia di Finanza contro usura ed estorsione. Questo blitz ci racconta questa inchiesta da Vicenza Chiara Gaiani. Chiara. Buongiorno da Vicenza, vasta operazione della Guardia di Finanza contro un giro di usura ed estorsione nella provincia berica
Pecunia, questo in nome dell'indagine in azione le Fiamme Gialle, che hanno eseguito numerose ordinanze di custodia cautelare emesse dal GIP del Tribunale di Vicenza. 4 gli indagati portati in carcere, per altri 2 è stato invece emesso l'obbligo quotidiano di firma. Sequestrati beni e disponibilità finanziarie per un valore di circa 70.000 euro. Proprio in questi minuti è in corso una conferenza stampa con tutti i dettagli sull'operazione. Vi aggiorneremo nelle prossime edizioni. Da Vicenza per ora è tutto. La linea può tornare allo studio. Grazie a Chiara Gaiani. Adesso la crisi del gruppo Stefanel, con la dirigenza che ha gettato la spugna e rimesso ogni mandato al Tribunale. Ora l'azienda è in amministrazione straordinaria. Si va sempre più in salita la strada per il risanamento del gruppo Stefanel. Oggi la Borsa Italiana ha emanato un provvedimento di sospensione della quotazione del titolo in borsa, sino a nuova comunicazione, dopo aver bloccato ieri in via preventiva le negoziazioni delle azioni ordinarie e risparmio. Questo a seguito della presa di posizione del Consiglio di amministrazione, che ieri ha di fatto gettato la spugna nel percorso del concordato preventivo, rimettendo ogni gestione al Tribunale. Tutto questo dopo aver sondato il mercato e aver constatato che non ci sono interlocutori interessati a investire nell'azienda di Ponte di Piave. Un'evoluzione confermata anche dal Ministero per lo Sviluppo Economico, che dice di essere stato informato degli sviluppi dalla società, aggiungendo che si continuerà a lavorare in sinergia con le parti coinvolte in questi mesi dal tavolo della crisi, al fine di tutelare i lavoratori, il patrimonio produttivo e commerciale, che rappresentano gli asset fondamentali per il rilancio di un'azienda in difficoltà economiche da qualche anno. Ora in ballo ci sono 200 posti di lavoro, dei quali 60 a Ponte di Piave. Per molti è il segnale definitivo del declino dello storico marchio di maglieria e moda gestito dal fondo Oxy Capital, che aveva già salvato la veronese Ferroli e l'Olio Dante, e in quota parte anche dallo storico patron Giuseppe Stefanel. A gennaio i numeri del bilancio erano impietosi, quasi 30 milioni di euro di indebitamento a fronte di un patrimonio complessivo non superiore ai 7 milioni e mezzo. Ora la palla passa al Tribunale di Treviso e l'amministrazione straordinaria con la dichiarazione dello stato di insolvenza, termini che si commentano da soli. E allora il tema grandi navi, mentre ieri alla Camera Toninelli ha parlato di contrattazioni in corso anche con la grande crocieristica veneziana, resta sempre in pole position l'idea governativa di spostare le grandi navi, la grande crocieristica a Chioggia, un'idea avversata evidentemente sia dalla Regione che da Venezia. Mentre sale la tensione politica, c'è anche un paese, Chioggia, che si interroga su questo. Grandi navi in laguna, anzi no, forse è meglio il Lido. E Marghera e Chioggia dove le mettiamo? Il tema della crocieristica sta scaldando la politica veneziana e veneta in generale, e sull'argomento si spaccano anche i consigli comunali di Venezia e Chioggia. Parliamo di una laguna che ha un tessuto molto sensibile, molto delicato, e di un'economia molto importante. Noi abbiamo avuto negli anni passati delle toccate di mini crociere, di navi di minor stazza delle grandi navi, che hanno portato dei benefici, e quindi potremo continuare su questa esperienza, visto che è stata positiva e non di forte impatto, e il sito usato finora è stato l'isola dei Saloni, che dovrebbe essere il sito più importante, l'unico sito da tenere in considerazione. Noi non siamo attrezzati, i nostri fondali sono molto più bassi e quindi dovrebbero essere scavati in maniera importante, e le banchine potrebbero anche cedere se si scava il fondale oltre una certa misura, e quindi io sulle grandi navi sarei molto preoccupato a dare un sì, mentre sulle mini crociere, su comunque delle crociere più appetibili, più abbordabili, più di minori dimensioni, sarebbe veramente un fiore all'occhiello per la nostra città. Sull'argomento non risparmia polemiche e frecciate neppure il consigliere comunale di Venezia Felice Casson. Il Comune di Venezia e il Sindaco in particolare la stanno gestendo malissimo, non hanno capito che la situazione va risolta, hanno fatto confusione, sono come gli smemorati di Collegno. Esiste una sola soluzione storica, che è mettere le grandi navi fuori dalla laguna di Venezia, non bisogna più fare confusione tra i canali, per salvaguardare sia l'ambiente, sia la città, sia la laguna e anche il posto di lavoro. Le grandi navi devono andare fuori dalla laguna di Venezia. Di Lido? Fuori dalla laguna ci sono varie soluzioni, una ha già passato il vaglio della Commissione Via, credo che bene abbia fatto il Ministro Toninelli a ricordare a Zaia, a Brugnaro e a tutti gli altri smemorati che non esiste un progetto Marghera, che non è mai stato presentato.
E sempre sulla questione Chioggia poi c'è la gente, cosa ne pensano? Fra le soluzioni che sono emerse nei giorni scorsi per risolvere il problema delle grandi navi a Venezia c'è quella di Chioggia. Siamo venuti qui a Chioggia a chiedere cosa ne pensano ai commercianti e alla popolazione. Sarebbe una grossa opportunità per Chioggia, visto che la nostra principale attività è il turismo, oltre naturalmente non dimentichiamo della pesca e dell'agricoltura, per cui per me le grandi navi sarebbe una grossissima opportunità per la città. Secondo me sì, è interessante la cosa. Un movimento a Chioggia, poi il turismo non farebbe male. Quindi bene le navi? Sì, può essere, sì, certo. Non è una cosa molto simpatica, crea il suo disagio. È un disastro, io non le farei venire sulle lagune venete, fuori con i barconi, arrivano a Chioggia, sbarcano ma non dentro in laguna. Se passano le navi grandi fanno una scia che distruggono tutto, anche la semina, distruggono tutto. Non dovrebbero entrare quelle navi. Favorevolissimo, sia per il commercio che per dare un po' di movimento a questa città che sembra un po' ferma su se stessa. Io e lui eravamo contrari, quindi non vorremmo che le grandi navi entrassero all'interno né di Chioggia né di Venezia. Anche no, sono un po' un fastidio comunque, perché danno anche fastidio al paesaggio, tutto l'insieme, per me possono anche andare da un'altra parte. Perché no? Secondo me sì, così portano un po' di turismo extra. Che portano benessere, questa sarebbe la cosa principale, poi tutto il resto viene. Secondo me sarebbe un auspicio buono. Almeno dà lavoro a chi Chiogiotti, per trovare lavoro devono andare a Marghera, devono andare a Mestre, devono andare a Milano, a Torino, almeno stanno al suo paese qua. La mia vita, neanche quando ti ho sposato, adesso devo fare la mia delle navi. Torniamo alla cronaca, oltre 2 milioni di articoli di bigiotteria non sicura sequestrati dalla Finanza di Padova in un ingrosso cinese. Saliva sulle frecce di Trenitalia come un normale pendolare, utilizzando spesso la tratta fra Venezia e Milano oppure quella fra il capoluogo Veneto e Roma. E a volte pagava anche il biglietto. Invece di accumulare punti e chilometri, però, il pendolare accumulava un bel bottino dei bagagli degli altri viaggiatori, arraffando le borse che questi ultimi lasciavano nei vestiboli e nelle cappelliere. Ma le sue azioni non sono sfuggite alla Polfer di Padova, che è riuscita ad arrestarlo dopo l'ennesimo furto ferroviario. Si tratta di un campano di 35 anni trasferitosi da tempo nel Padovano e già noto alle forze dell'ordine per reati come rapina, furto e truffa, messi a segno nel nord-est. La cattura è avvenuta pochi giorni fa proprio a Padova, dove ha fatto tappa il Frecciarossa diretto a Roma, sul quale viaggiava una turista coreana. La giovane orientale aveva lasciato la sua valigia troppo grande da portare nello scompartimento nel vestibolo della carrozza e sul bagaglio aveva subito messo gli occhi il ladro seriale. Giunta a Padova, la turista si è accorta che il suo valigione non c'era più e ha immediatamente chiamato la polizia. Dalla descrizione della refurtiva gli agenti hanno capito che avevano appena incrociato il ladro fuori dalla stazione e il 35enne è stato fermato di lì a poco. La valigia è stata restituita alla coreana e il ladro è stato oggetto di una condanna a 14 mesi di reclusione. Gli sono stati attribuiti infatti altri furti grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza delle stazioni. Avrete capito che questo era il servizio relativo al ladro seriale sui treni che è stato preso dalla polizia. Adesso invece vediamo il servizio sul maxi sequestro di bigiotteria pericolosa. 2.332.000 articoli di bigiotteria sequestrati dalla Guardia di Finanza perché potenzialmente pericolosi per la salute, valore stimato circa 1 milione di euro messi in commercio da imprenditori cinesi. L'importante sequestro è stato effettuato al centro ingrosso Cina. Parallelamente alle operazioni di sequestro, i militari si sono concentrati anche sulla provenienza della merce irregolare. Dall'analisi dei documenti fiscali e amministrativi, nonché con il supporto delle banche dati, è stata individuata la ditta che aveva rifornito il commerciante padovano, un importatore di Milano, anch'egli di origini cinesi. Grazie alla segnalazione delle Fiamme Gialle Patavine, i colleghi lombardi hanno compiuto un ulteriore sequestro di merce non conforme alle norme di sicurezza. Ricordiamo che questi beni hanno un costo più basso rispetto allo stesso prodotto più sicuro e la cosa
cosa crea concorrenza sleale. I titolari delle 2 ditte responsabili della violazione sono stati segnalati alle rispettive Camere di Commercio. La sanzione che riceveranno va da un minimo di 1.500 euro a un massimo di 30.000 euro. La merce confiscata verrà distrutta. La storia di Chantal, questa bimba che il papà, l'imprenditore Andrea Tonello, non vede da quasi 7 anni, è diventato un caso anche nazionale, più volte raccontato. La ex compagna ungherese di Tonello l'ha portata in Ungheria e l'uomo è arrivato addirittura a travestirsi da clochard in Ungheria per riuscire a raggiungerla. Una storia che l'imprenditore ci ha raccontato ieri a 20:10 in diretta insieme al suo avvocato Chiara Balbinot, e durante la trasmissione condotta da Ferdinando Avarino Tonello è arrivato anche a fare un appello al ministro dell'Interno Matteo Salvini e ha rivelato anche un particolare inedito di tutta questa vicenda e anche molto inquietante. Sentite le sue parole. Qui mi espongo, qui dipende molto dalla pressione politica. Adesso come non mai abbiamo presente un ministro degli interni potente. Cioè si affida, diciamo, a Matteo Salvini. A Matteo Salvini, solo pressione politica, perché deve far pressione sul suo pari grado ungherese e dire: adesso le facciamo seriamente queste indagini, adesso ci permettete di indagare anche noi, abbiamo l'Interpol, abbiamo polizia specializzata, probabilmente abbiamo anche dei mezzi più evoluti. Me l'hanno detto anche loro, noi abbiamo determinate armi, determinate quantità di denaro da investire in ogni singola ricerca. Sono state anche sospese le ricerche su mia figlia perché hanno dedicato, mi sembra, 2 anni, non si muove niente. Diciamo, la sua ex compagna fu separata dalla famiglia dal padre, sì. E fu la mamma ad andarsene? No, la madre, tra virgolette, si prese la sua ex compagna, la stessa identica cosa. E quindi lei dice, lo diceva anche l'esecutore, che la paura è che nella psicologia della crescita della sua bimba un domani lei possa essere educata a fare questo. Assolutamente sì. Quindi, ed è una cosa drammatica. Questo non l'aveva mai detto, infatti non l'avevo mai sentito nei suoi racconti. Davvero, davvero inquietante questo particolare di questa forma, diciamo, di fuga perpetrata anche dalla mamma della ex compagna di Tonello. Adesso invece una vicenda che fa scalpore perché riguarda un po' gli stereotipi degli italiani. Qui non siamo nel paese dei casalesi, una frase ritenuta evidentemente offensiva e razzista che è stata pronunciata alcuni giorni fa da un addetto alla sicurezza dell'aeroporto di Francoforte nei confronti di una manager trevigiana, Barbara Felini Rota, di 36 anni, che ha presentato reclamo alle autorità dello scalo. La vicenda si è svolta al gate per i controlli pre-imbarco. C'era appunto il controllo dei bagagli e la donna ha raccontato che l'agente ha chiesto di estrarre ogni singolo elemento del bagaglio. La donna ha osservato che il contenuto e i contenitori rispettavano i limiti consentiti per il trasporto di liquidi con bagaglio a mano. C'è stata questa osservazione dell'addetto tedesco che ha detto: non siamo nel paese dei casalesi, e la donna è rimasta incredula, ma l'uomo ha ribadito: in questo paese si seguono le regole, non come da voi. La donna ha subito presentato una denuncia all'autorità dello scalo. Adesso una brevissima pausa pubblicitaria e poi un'altra soddisfazione, un altro traguardo importante raggiunto da Sammy Basso. Ma rieccoci in studio in diretta alla prima edizione del nostro telegiornale. Sammy Basso di nuovo in primo piano per una bella notizia con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che motu proprio ha nominato Sammy Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana. Lo ha annunciato lo stesso Sammy Basso sulla sua pagina Facebook scrivendo: vuol dire che nella persona del Presidente della Repubblica lo Stato ha riconosciuto l'impegno che mettiamo nella ricerca sulla progeria e sulla divulgazione scientifica. Questa è un'onorificenza, infatti, ha scritto Sammy, non è merito di una sola persona ma di tutti coloro che negli anni hanno lavorato sodo per dare vita a questa nostra missione. Non sono che un volto di tutto l'impegno e di tutta la perseveranza che in tanti abbiamo messo in gioco. L'obiettivo futuro, ha scritto, è coinvolgere sempre di più le istituzioni affinché comprendano l'importanza della ricerca scientifica e affinché si impegnino in questa grande missione. Complimenti dunque a Sammy Basso. Adesso a Roncade un singolare appello da parte del parroco. Sacrestani cercasi. L'appello arriva da Roncade attraverso il bollettino pastorale a firma del parroco Don Tiziano Rossetto. Perché dopo 33 anni la signora Paola Zuccarello, dopo aver svolto insieme al marito questo servizio di sagrestana, va in pensione e, fatte le dovute considerazioni anche con il Consiglio Affari Economici, non abbiamo la possibilità di assumere una persona che da sola svolga questo incarico.
Troppo alti i costi di un'assunzione per un servizio peraltro indispensabile. Così, come per dire in maniera molto laica, alla fine il bisogno ha aguzzato l'ingegno, che nella fattispecie è la chiamata non al singolo parrocchiano ma a tutta la comunità. L'idea è di spartire gli incarichi a chi metterà a disposizione il proprio tempo. Se qualcuno risponde a questo appello, cosa deve fare e soprattutto cosa trova? Beh, trova che si sta costituendo insieme con me un gruppo per studiare il servizio nel suo complesso e per vedere come svolgerlo in una maniera radicalmente nuova. Quindi con una turnazione, con diverse figure che si alterneranno e che saranno poi coordinate come vedremo. Ma per Don Tiziano nuova vuol dire partecipata. Non a caso nell'appello viene sottolineata la volontà di cambiare mentalità, da pretesa di servizio, quasi la Chiesa fosse un ente per il servizio pubblico, a condivisione dove ognuno si prende un pezzo di responsabilità nel mandare avanti la parrocchia. A questo punto facile il paragone all'eterna disputa tra uno Stato assistenzialista ed un autonomista, che però non faremo, visto che qui siamo su un altro piano, che peraltro pare già funzioni. Abbiamo un'esperienza interessante nella vicina Vaglio, fa parte della nostra collaborazione pastorale, dove quando c'è stata la necessità 3 persone, 3 famiglie in particolare, si sono rese disponibili con un buon risultato. A questo punto al cronista laico non resta che una domanda piuttosto cinica. Uno che viene qui cosa ci guadagna? Guadagna una cosa molto importante, perché si rende conto che una comunità è viva grazie all'impegno di chi ne fa parte, e quindi trova una famiglia e la possibilità di inserirsi, dare un sostegno concreto e sentirsi discepolo e crescere anche nella fede. Adesso lo sport, il calcio, a partire dalla sconfitta del Venezia contro la Salernitana in gara di andata di quei play-out che secondo i tifosi almeno non si dovevano giocare. Lo sapete il caso che è successo dopo la riammissione del Palermo, la rabbia tanta anche per la partita. Ilaria Marchiori da Venezia. Buongiorno da Venezia, una delusione per i ragazzi di Mister Cosmi che ieri sera nella gara di andata dei play-out sul campo avversario ha visto premiare la Salernitana con il risultato finale di 2-1. Mi sono seduto sulla panchina aggiuntiva perché avevo tanta adrenalina e tanta tensione. Il commento dell'allenatore a fine partita: tengo molto più a me stesso e non voglio farmi dedicare il campo sportivo al mio paese. Non stavo benissimo, continua Cosmi, e certamente non voglio morire per chi mi ha obbligato a giocare. Inoltre ha aggiunto la sua sulla gara di ritorno, che ricordiamo si svolgerà domenica al Penzo alle 18, e anche sulla scelta dei tifosi arancione-verdi di non sostenere fisicamente la squadra. Questo per quanto accaduto nei giorni scorsi, dopo insomma il caos che ha riguardato il Palermo e il fatto che sia stato respinto il ricorso successivo da parte del Venezia, a cui era stato detto che era salva, e invece così poi non è stato. Nessuno credeva, dice Cosmi, che la Salernitana arrivasse ai play-out. Adesso recupero le energie, sono straorgoglioso del mio gruppo e dei miei tifosi che si sono dimostrati molto coerenti. Hanno preso delle scelte, se non vogliono venire allo stadio perché non credono nella legittimità di questa partita, posso capire, ci può stare, se non credi in Dio non vai a messa. Ricordiamo però che la stessa squadra, insomma i giocatori, avevano lanciato in realtà un appello ai tifosi: venite a sostenerci, ci serve il vostro aiuto, e invece i tifosi hanno deciso di non farlo. Decisamente meglio è andata invece sul fronte del basket, perché in una partita dall'andamento incredibile l'Umanarei ha tirato fuori tutta la voglia di prolungare la serie, e con il 78-75 contro Cremona domani sera andrà al Pararadi a giocarsi l'accesso alla finale sul 2-2 nella serie. Non ci resta che vedere come andrà invece per i ragazzi di coach De Raffaele. Da Venezia è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Marchioli per questo doppio aggiornamento sul calcio e sul basket. Noi torniamo sul calcio adesso per parlare del Padova, che ieri ha presentato il nuovo direttore sportivo. Già in passato la mia scelta personale è di accettare una sfida e lavorare in una società dove professionalmente posso fare il direttore sportivo. Non ho mai più voluto decidere in base alla categoria, ma la prima mia scelta è sempre stata il modo in cui una società, un presidente o una proprietà ha bisogno di una figura che
può fare il direttore sportivo. Si presenta così il nuovo direttore sportivo del Calcio Padova, Sean Sogliano, un passato da difensore e poi da dirigente in molte squadre di A e di B. Con i vertici biancoscudati ha firmato un contratto triennale, sottolineando come questa scelta sia legata alla progettualità a lungo termine che si vuole dare. Ho preferito venire in una società che ha puntato su di me e mi ha fatto entrare dalla porta principale e magari non andare in Serie A e entrare da una porta secondaria. Il nodo da sciogliere ora per il Calcio Padova è la scelta del nuovo allenatore. Sogliano ha sottolineato come abbia messo in chiaro con la società che il suo ruolo preveda la scelta del nuovo mister. Mandorlini o Zironelli, i nomi con più chance, anche se niente è stato deciso. No, il nome non lo dirò mai, cioè lo dirò quando c'è. La rosa di allenatori ce ne sono tanti, nel senso, ripeto, sono allenatori che conosco. Mandorlini abbiamo condiviso delle vittorie insieme, con Zironelli è stato sfortunato perché quando io ho pensato a lui per portarlo a Bari, purtroppo non ha avuto la possibilità di iniziare un campionato che poteva essere per lui importante. La rosa dei giocatori dello scorso anno comprendeva molti prestiti. C'è ancora quindi molto da fare per capire chi resterà dopo la retrocessione. Io penso che certi giocatori in teoria bisogna parlare anche con i giocatori, perché c'è chi magari non rimane volentieri a fare la Serie C, che invece vuole rimanere lo stesso. Molti giocatori l'anno scorso erano prestiti però, quindi alla fine su quelli secondo me è già più difficile fare un discorso continuativo. Il cinema, protagonista questa sera di 20 e 10, la cultura, quindi il nostro direttore Luigi Bacialli avrà ospiti Franco Os-Noser, presidente di AGIS, Associazione Generale Italiana dello Spettacolo, e Marco Sartore, presidente di ANEC, Sale Cinematografiche, anche per capire quanto il Veneto può dare al cinema nel futuro, i progetti insomma per i nostri territori riferiti proprio alla settima arte. E adesso le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito. Arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Gli strascichi di una perturbazione raggiungono parte delle nostre regioni, dove sarà possibile anche qualche precipitazione. Ma vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto sarà ampiamente soleggiato su tutti i settori al mattino, dal pomeriggio però nuvole in aumento un po' ovunque, con qualche possibile rovescio, meno probabile tuttavia sulle aree costiere. Temperature minime tra 16 e 20 gradi, massime in ulteriore lieve aumento e comprese tra 25 e 29 gradi. Stessa sorte anche per il Friuli Venezia Giulia, dove andrà meglio nelle ore mattutine, poi non si esclude qualche veloce acquazzone, specie sui monti, ma possibile fin verso le pianure. Temperature minime tra 17 e 19 gradi, massime tra 23 e 24 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, dove non cambia la situazione, sarà un giovedì a tratti instabile a partire specie dal pomeriggio, con qualche precipitazione a carattere sparso. Temperature minime sui 17 gradi, massime sui 27 gradi circa. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.